Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Di nuovo a voi la linea. Ma poi Dio risorge perché solo per 3 giorni cantavano i Nomadi nel 1967, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Ma adesso alle 18:16 qui sulle Jam Session. Sì, sulle magiche onde di Radio Libertà, nella sua ormai quasi cinquantennale storia, produrremo qualcosa che non era mai successo e che voi non avevate mai ascoltato. Esta es la triste historia de una canción, señoras y señoritas. Una canción anglo-américo-pugliese, la canción de Filumeña, la mi mujer. Una triste storia. Mi mujer è la cugina di Gaetano. È come lo sceneggiato Dallas. Dallas Puyas. Filomena muy hermosa, escappata da Canosa. Filomena galopeira, è passata da Luceira. E con todo il mio tormento l'ho cercata nel Salento. Una noce pien de pioggia l'hanno vista pure a Foggia. Io me soy desperado, pero no me so sparato. Sono pieno de libido, arrapeto e di grifido e anche un po' rincoglionito. E con questo vergognoso momento di radio, Guglielmo Marconi, perdonaci. In questo momento Marconi starà dicendo all'altro mondo, però l'abbiamo improvvisata su 2 piedi proprio, quindi sì, anzi su 2 mani, quindi esatto. Poi lo sappiamo tutti cosa fa Filomena, ma dal film Vieni avanti cretino del 1982. Tra l'altro a quest'ora Marconi all'altro mondo starà dicendo potevo farmi una padellata di fatti miei anziché inventare la radio. Devi dirlo anche paltalmente, perché diciamo, insomma, se è servito questo a inventare la radio siamo veramente messi male. Ma sono le 18:18. Sì. Non 18, del 18? 18, sì. Del 18. Com'è? Come la barzelletta quella di Gigi Proietti.
18. Allora racconta la scusa. Grande racconto io, dai. Vai. Questa è una barzelletta di Gigi Sono veramente il 18 del 18 oggi. Esatto, e allora ci sta tutto. Vai C'è un signore a Roma, in un quartiere popolare. A un certo punto si sveglia la mattina e comincia. 18, mamma mia, 18. Si alza, si spoglia, si mette sotto l'acqua della doccia. Ah, è fredda, 18. Ah, la, 18. Si lava, si sistema, poi nel frattempo fa colazione, caffè e latte, 18, 18, te ci inzuppa un biscottino, va per uscire, ha una pettinatina, 18, infila le scale, buongiorno geometra, buongiorno ingegnere, 18, scende giù per strada, arriva alla fermata del bus, 18, c'era lì un signore diversamente alto, curioso, che lo guarda, lo ferma un attimo, mi scusi, prego, 18, ma ti toglie una curiosità, ma lei perché va in giro dicendo 18? Un altro che non si fa i cazzi sua, 19. Ma ti rendi conto, cioè, che è una storia che, giustamente te l'hai detta in modo virale, ma nasce solamente per come viene recitata, perché di per sé poi alla fine dei conti... Sì, ma era lui come la raccontava lui che... No, ma la più bella, e invito tutti, una delle più belle, tra parentesi, con una Carrà che secondo me si è fatta la pipì addosso da ridere in quel frangente, se te la vai a vedere sul tubo, è quella del citofono, che è meravigliosa. Quella del citofono è qualcosa di eclatante. Sai quella del citofono? Io sapevo quella della coppietta che arriva... C'è la coppia, no? C'è la coppia che arrivano quasi per salutarsi, diciamo, questo ragazzo insiste un po', abbraccia, vuole un po' convincere la fidanzata, ma diamoci 2 bacetti in più, e si appoggia al citofono, sta col braccio appoggiato, e sei lì che cerca un po' di... gli bacia sul collo, sta lì e sta per una mezz'ora così a sbaciucchiare, questa no, ma fammi andare a casa, poi si affaccia uno tutto sudato, i canottieri dice, oh, te mando giù mia moglie, ma togli la mano dal citofono. Sì, ma queste sono barzellette che peraltro naturalmente il romanesco, e come la dice, insomma, è tutta la sua recitazione che vale la barzelletta, proprio. Sì. Ce n'era una che funzionava ovviamente per chi ha una certa età, dei ragazzi di oggi non ha alcun significato né alcun senso, ma io la dico lo stesso, che è una freddura rapidissima. Pronto sip nop. Sta qua è veramente... Comunque le freddure, devo dire la verità, che i ragazzi d'oggi ho l'incubo della mia nipotina e della sua amica, che sono specializzati in freddure, io te lo giuro, mi stalkerizzano quando le vedo, perché mi raccontano le loro barzellette. Saluto Francesca, se mi segue, la mia nipotina. Ciao tesoro. E che mi massacrano con queste freddure che sono terrificanti, cioè proprio le vanno a cercare, ma sai, proprio le battute tipo colpo, queste cose qua, e te lo giuro, è una cosa che non so, sono quelle che ti lasciano basito, no? Mi fanno anche un sacco ridere, però mi diverto anche avere questa cosa qua. Comunque, detto questo, sono le 18:22, ma il nostro chef... No, c'è il telefono occupato. Come occupato? È occupato, che ci posso fare? Ma ancora occupato, sveva! Sì, l'ho chiamato 2 volte ed è occupato, ora riprovo la terza. Vabbè, comunque Sveva, prima di richiamarlo, lo chiediamo a te intanto. Tu che preferisci mangiare a Pasqua di bello? Di bello? Ma guarda, io mangio sempre... Non sei Sveva, Sveva è lei, non sei... Ah, scusami, perdonami, non ho capito. Mi scusi Sveva, mi scusi. È che la pensavo che si appropinguava a cercare il numero, mi dispiaceva disturbarla. Vai Sveva, dici cosa mangi. Allora, diciamo che tornando a Roma domani già sto capendo, sicuramente la mamma fa le lasagne.
e quelle sono d'obbligo. Poi sicuramente carne, quindi o arrosticini o agnello, abbacchio, i dolci Cala che non si sicuramente. sente. Però No, di base basta con sta chitarra che non si sente. di base questo, però da Eh. capire sicuramente si aggiungeranno tanti antipasti, tanti dolci, quindi vedremo. Voi qui al nord cosa mangiate a Pasqua? Perché io non lo so. Ma è calabrese, ma cosa a nord? Non sa manco dov'è al nord lui, scusami. Io sono mezzo del nord, lui è calabro siculo calabro. Quindi non ha voce in capitolo. Lorenzo, sei sparito, non ti vediamo più. Non ci vedete più? Mi vedete? No, non ti si vede più. Sì. Bene, in compenso, io se vado a Zena mi mangio i ravioli col tucu, che è il sugo tipico genovese, col tucu. E il sugo tipico genovese come è fatto? Anzi no, ma lo chiediamo all'ospite che viene dopo, visto che Circiello mi sa che è uccel di bosco. Sveva, per favore, siccome lei è già all'apparecchio, puoi chiamare Maddalena Baldini, così chiediamo a lei direttamente cos'è un tucu, vediamo che cos'è. Ma lo saprà? E beh, sai com'è? Viene dall'Alta Lunigiana, secondo me è una mezza idea. Mo vediamo. Ora chiamiamo lei. Skype, c'è il contatto nella chat. Tornando a noi. Ma io, vabbè, è chiaro che mangio alla calabra e quindi prenderò i fileia, che sono la pasta tipica calabrese, si trovano nei supermercati, anche se con l'addizione filea e non fileia, sugo con l'anduia, e poi per secondo... Lo sai che l'anduia a me è una cosa che proprio... Ma l'anduia intanto non devi... Vedi, il punto è questo. L'anduia è la Nutella calabrese, ok? Tra l'altro... Non mi convince, non so come mai, non riesco a... Per come è fatta... Non ti convince perché se esageri poi ti punisce. Ma poi con ti cosa viene fatta? Raccontami cosa c'è dentro. Allora, cosa c'è dentro? A parte il fatto che è parente dell'andouillette francese, anche di un prodotto simile spagnolo, ora non mi ricordo il nome. Difatti, sulle sue origini c'è chi dice che sia arrivata al seguito dei soldati, come si dice, dei soldati di Gioacchino Murat, qualcun altro dice di no, però è fatta con carne trita di maiale, più come si dice, più molto peperoncino e molto grasso. Non è un impasto come quello della salsiccia, attenzione, perché è fatto con i tagli un po' meno nobili del maiale, e se poi è anche un po' di recupero delle parti del maiale, però viene insaccata e viene naturalmente lasciata a maturare. La sua particolarità è che si mantiene morbida. Non è nemmeno molto piccante, detto tra noi, perché in realtà dipende anche da quanto grado di peperoncino tu ci metti nell'impasto. La particolarità è che tu la puoi usare o per aggiungerla al sugo e quindi gli dà una bella botta che non è niente male, oppure la puoi utilizzare, suggerisco per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, il pane di 2 giorni, ve lo fate a fette. Oddio, ma mi emoziona. Aspettate, Paolo, un attimo fermo. Allora, per questo faccio un appello al direttore Sallusti: fate un programma di cucina. Io ti immagino lì col grembiulone che te lo metti lì e che ti metti a fare il programma di cucina in Radio Libertà. Voglio il programma di cucina di Antonino Danna. Sveva, mi raccomando, vota anche te. Programma di cucina di Antonino Danna. Sei meraviglioso. Meraviglioso. Bene. Altro che Clerici, altro che Craco, altro che Masterchef. Comunque, tornando a noi, allora, se avete pane di 2-3 giorni va bene va meglio ancora. Lo tagliate a fette abbastanza sottili, diciamo massimo 1 centimetro di spessore per capirci. Sopra ci spalmate l'anduia, cercate, soprattutto se non siete calabresi, non è una questione di razzismo, è una questione di DNA. Non spalmate. È brutta sta qua che hai detto. Ma perché noi la mangiamo da secoli, gli altri no.
Quindi non spalmatene assai, il giusto, spalmatene un velo, diciamo, di circa 1 millimetro e le infornate e vi fate delle bruschette che se le bevete, che se le accompagnate con del vino rosso non avete idea di quello che viene. Maddalena, che cos'è il sugo kutukku? Kutukku, cos'è Kutukku? Intanto buonasera a tutti. Buonasera a te, tutti. ben trovata. Poi nell'intervallo la recuperiamo via Skype, ma intanto questa Genova e il direttore insieme. Ragazzi, scusate, esatto. Ma vi sento malissimo. Mi chiedevi del sugo con? Il utukku, no. Che cos'è? Allora, se non mi ricordo male, intanto dovrebbe arrivare dalla cucina ligure genovese. Ah, ma bravissima, bravissima. È corretto? Sono sulla via giusta? Bravissima. È tipo una pentola in terracotta, una cosa del genere, quindi deve essere cotto sia la carne che si fa cucinare, tanto poi si usa il concentrato di pomodoro fatto in casa, cioè tutta una cosa, e poi non colora tanto, non è come il ragù, non colora tanto il raviolo. Io sono abbonato alla pasta al burro e basta, quindi io non so cucinare. Massimo uovo al tegamino, quindi però diciamo che nella casa genovese, dove mia moglie di Genova, si fa così, ed è proprio questo raviolo che è appena colorato del colore del pomodoro, ma pochissimo, ed è proprio questa trilivatezza genovese. Io però vi saluto perché sono le 18:30, io sono in scadenza e non è più la mia partita. Ve la lascio voi. Invece puoi restare, perché Maddalena resta a parlare con noi della colomba pasquale. Quindi... E allora mi fermo, però un attimo di sospensione di pubblicità e ci sentiamo tra poco allora. E la recuperiamo su Skype, tra poco. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a voi la linea. Bene, rieccoci qua alle 18:32 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con Lorenzo Viviani, e ci ha raggiunto la nostra gradita ospite Maddalena Baldini, che come sapete è una scrittrice, è venuta a presentare qui da noi L'estate della pioggia per Armando Editore, ma è anche è un'esperta d'arte, ma soprattutto è una giornalista enogastronomica e appassionata di viaggi. Difatti lei ha anche questa pagina degustaviaggi.it che vi invitiamo caldamente a visitare. Allora Maddalena, a parte
a parte sta entrata a gamba tesa sul concetto di Tuccu, che qua stasera ci ha mandato tutti quanti abbastanza in visibilio, ma noi stasera parliamo del dolce pasquale per eccellenza, quantomeno dagli anni 30, che è la colomba. Wow. Dici bene, Antonino, perché si parla di colomba dagli anni 30, per la precisione dal 1934, quando il buon Dino Villani ha questa genialata e decide di tenere in movimento la produzione di Motta, che si era momentaneamente fermata, finito il periodo di Natale, quindi terminata la produzione dei panettoni, decide di tenere in movimento le macchine utilizzando lo stesso impasto dei panettoni ma senza i canditi, e decide di fare un dolce con una forma particolare che è poi appunto quella della colomba, simbolo di pace in assoluto. È stata veramente una trovata di marketing da un lato, economica dall'altro, perché ha continuato comunque a far lavorare gli operai in fabbrica, diciamo così, nell'industria alimentare per più tempo, ed è diventata poi la colomba il simbolo dolce della nostra tradizione assieme alle uova. Che meraviglia. Diciamo così, ma secondo te perché è riuscita a prendere piede così facilmente? Perché oggi in effetti se tu ci pensi, quando si parla di dolce pasquale, il primo pensiero è sempre la colomba e il secondo, diciamo, è la pastiera. Pastiera che peraltro è una storia molto più antica, molto più lunga della colomba, però in fondo è stata anche questa idea di fare un prodotto popolare, perché la pastiera costa da fare, costano i suoi ingredienti, non è peraltro delicata da conservare, visto che c'è dentro la ricotta, eccetera, eccetera. Insomma, la devi pure prenotare, non è una cosa come la colomba che può stare in vendita per mesi sugli scaffali. Sicuramente, ma ci sono delle colombe fatte in maniera artigianale, fatte dai pasticceri, che costano come le pastiere, se non di più. Quindi anche nell'ambito del mondo colombe, un po' come succede per il comparto del panettone, bisogna dividere tra quella prodotta in maniera artigianale e quella industriale, che, come dici tu, sicuramente ha una vita più lunga, quindi si riesce a conservare meglio e ha anche un prezzo inferiore. Questo ha consentito sicuramente a una fetta della popolazione molto più ampia di avere sulle tavole proprio il dolce per eccellenza, il simbolo, e ha riscontrato tutto questo successo perché c'era già all'epoca, c'era già un po' il concetto, già negli anni 30, attenzione, di sdoganare il consumo del grosso lievitato, no? Una cosa che sembra nata negli ultimi tempi, dire no, ma il panettone si mangia anche a luglio. In realtà già negli anni 30 proprio Motta e Villani avevano pensato la stessa cosa, e questa cosa era piaciuta, aveva avuto un buon riscontro, ed è stata poi la fortuna proprio della colomba. Poi, come dici tu, il fatto che avesse un prezzo accettabile, il fatto che si potesse trovare anche facilmente, o che comunque fosse alla portata di tutti, almeno una colomba in casa ci doveva essere, quindi il giorno di Pasqua almeno una colomba sulla tavola ci doveva stare, che è un po' poi il concetto che è rimasto anche oggi, insomma, nonostante anche le colombe industriali abbiano subito i rincari degli ultimi tempi, come è successo a tutti gli altri prodotti, perché addirittura si parla solo per il cacao di un incremento del 125% rispetto a dicembre del 2023.
la farina, il burro, pensiamo solo anche ai costi dell'energia, quindi i forni devono funzionare, devono essere attivi in maniera costante, a temperatura costante. Quindi tutto ciò poi ha portato a un aumento del prezzo, non solo della colomba artigianale, ma anche di quella industriale. Certo. Sveva, senti, mi viene chiesto se per favore poi nel frattempo puoi chiamare va benissimo, perfetto, no, niente, Sì, tutto già a posto, fatto, grazie. già fatto. Ha fatto tutto da solo, Sveva. Ha fatto tutto da solo. Hai fatto tutto da ho solo. fatto tutto da solo. Sei meraviglioso. Comunque guarda come la puntata ha preso già un'altra piega. Insomma, è diventata una trasmissione normale. Quando siamo io e te da soli andiamo troppo in... non ci siamo, Antonino. Dobbiamo separarci. Non possiamo. Guarda, già adesso come ci siamo elevati, è diventato una puntata, abbiamo imparato qualcosa. E ma vedi, ci voleva un po' di luce dopo tutto il buio che facevano gli altri. Di buio. Però c'è un'amica che ci aspetta in attesa, che è da tantissimo tempo che non sentiamo, almeno mi sembra da tantissimo tempo. Anzi, colpevolmente da tantissimo tempo. Quindi, prima domanda, perché non ci ha chiamato prima? Ciao Federica! Ciao a tutti! Mi sentite? Ciao? Per impegni professionali diversi, insomma. E quindi sì, lo so, devo fare un mea culpa. Ne ho approfittato ecco, oggi per una giornata libera che... Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, lo diciamo anche per Maddalena, la nostra Federica ha una coltivazione in campagna in Emilia-Romagna, diciamo che è proprio sul trattino tra Emilia e Romagna, e quindi lei è la nostra voce che parla direttamente dal campo, quindi a maggior ragione direi che il nostro discorso ora si amplia. Che cosa c'è di buono in campo? Ma adesso poco, perché chiaramente c'è poco, insomma. Si spera che nonostante la piovosità elevata il grano possa andare in produzione e il frutteto possa insomma produrre quello che riesce a dare, diciamo così. Adesso oggi ero in un'altra veste, comunque va bene. Le ciliegie ho visto che stanno iniziando per ingrossarsi, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, almeno 2 o 3 settimane prima di apprestarci a raccogliere le prime, che poi sono duroni, della verità. Fede, raccontaci un po', anche perché poi la nostra, insomma, a parte che io sono ospite di questa seconda parte della trasmissione, però raccontaci, dato che stiamo intervistando tutti, cosa mangia a Pasqua, dai, a bruciapelo. Colomba intanto nel piatto o non colomba? Stavo preparando le lasagne. Stavo preparando le lasagne. Bene. Senti, ma di maturo cosa c'è in campo che potremmo usare per un dolce o per una preparazione? Adesso, cioè almeno da me, niente. Chi ha le fragole, poi chi coltiva le fragole sotto serra e anche più tardi anche fuori campo, può iniziare già con le fragole, fare la classica macedonia con la panna, una crostata di frutta con le fragole, ecco. Però adesso come frutta, diciamo, già non c'è ancora, insomma, a parte le fragole non le abbiamo, e così, insomma. Fede, ti aspettiamo, dato che sei appassionata anche di fiori, lo sappiamo, non nasconderti, perché ci mandi sempre un sacco di... non puoi non venire ad Euroflora, quindi ti aspettiamo. Fra parentesi, non l'ho detto prima, sono presente anch'io col parco, quindi venite a trovare per chi ascolta Radio Libertà, ci sarà un stand del Parco Nazionale. Quindi... È una strage, cioè come mandarmi al parco giochi, cioè non sono in grado di staccare veramente, bisogna buttarmi fuori a male parole, perché proprio il mondo vegetale... Vieni, ti mando il biglietto a casa, non puoi dire di no. Poi non ti venga a prendere perché non c'ho tempo, però il biglietto te lo mando, vai. Magari, il problema è che non ho tempo io, non riesco io proprio in questi giorni. No, puoi dire di no. Fede, ci risentiamo, tanto parleremo anche di Euroflora la prossima settimana, va bene? Esatto, va bene. Ciao, cara. Auguri a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, vi lascio anch'io, posso eclissarmi perché... Eclissati. Mi eclisso, mi ha fatto piacere conoscere Maddalena, ti lascio con Antonino, fai il bravo Antonino, mi raccomando, e ci risentiamo al prossimo venerdì. Ciao Sveva, ciao a tutti. Ciao. Maddalena, senti, ma che ci beviamo sopra ste fragole nel caso, visto che Federica ci ha dato l'assist?
E intanto mi permetto di suggerire un dolce dove si possa utilizzare anche la colomba passato il boom pasquale. Si può fare tranquillamente un tiramisù con le fragole dove al posto del savoiardo mettiamo la colomba avanzata e aggiungiamo alla crema le fragole, quindi insomma diventa una cosa invitante, golosa e molto buona. E in abbinamento ci possiamo mettere, ma io opterei per un Colli Euganei, fior d'arancio Colli Euganei, che richiama molto il sapore un po' anche appunto della zagara, quindi è molto piacevole ed è un vino che mette sempre tutti d'accordo, quindi io per ora consiglierei quello. Meraviglioso. E invece per quanto riguarda, diciamo, il classico pranzo pasquale? Allora, in casa mia ci saranno i tortellini, quindi anticipo questo. Sì, e poi probabilmente ci sarà una bella porzione di vitel tonné, ci sarà l'agnello, quindi quello proprio secondo tradizione non mancherà, e poi ovviamente colomba, pastiera e uova di cioccolato. E come antipasto, vabbè, io sono in Lunigiana ora, quindi seguiamo anche in questo caso sempre un po' la tradizione, i salumi, un po' di formaggi e i crostini di pane con la salsina sopra, proprio come antipasto, come entrée. Molto bene. Un momento, perché anche Sveva si vuole unire, visto che l'appetito vi è mangiando. Sveva, insomma, qua ci stiamo muovendo tra tortellini, agnello, pastiera, uovo, crostate fatte con le fragole, tiramisù di recupero della colomba con la crema di fragole. Tu cosa vuoi mangiare? Allora, volevo aggiungere che prima ho parlato di lasagne anche se non sono romane, però è un classico intramontabile. Sì. Però nella tradizione romana, prima di tutto, vabbè, c'è l'abbacchio fisso, e quella è la classica. E poi noi di base, non sempre, però diciamo che se si è bravi si dovrebbe fare la tipica colazione pasquale, che appunto è con le pizze di Pasqua e poi una cosa tipica romana è, le fave con il pecorino. E Beh. poi vabbè, ovviamente le uova sode, i vari salumi, tra cui la corallina, che non so se cioè dovrebbe essere una cosa tipica romana, se non erro. E poi a me non piacciono, però vengono fatti i carciofi ripieni. Quindi queste sono le cose tipiche romane. Poi io sono fan della lasagna, anche se è emiliana, però comunque queste sono le cose tipiche romane ed era giusto dirle. Ma sì, senti Maddalena, a proposito di carciofi, ho visto che ieri c'è stato uno show cooking, o sbaglio? L'altra sera sì, ho fatto questa masterclass con lo chef Scarallo e abbiamo preparato la scarola conciata, buonissima, proprio con olive, pinoli, uvetta, pecorino e acciughe, quindi ci ha insegnato i segreti per cucinarla. Mi è uscita molto bene, quindi molto soddisfatta del risultato. E poi abbiamo preparato i carciofi con le polpette. Anche qui proprio ci siamo sbizzarriti, ci siamo divertiti, abbiamo cucinato almeno per un paio d'ore. È stato coinvolgente, ci siamo ritrovati, eravamo mi pare 16 giornalisti enogastronomici e quindi insomma con questo chef, beh, lui bravissimo, divino, insomma, che ci ha dato un po' di dritte su come cucinare due ortaggi, tra l'altro proprio di stagione, no? Perché è il momento, tipici anche della tradizione pasquale della Campania. È stata una serata al top, con tanto di mangiata finale che ha dato piena soddisfazione. Beh, immagino, anche perché, ecco, una cosa che io apprezzo molto, quando si cucina il clima deve essere di allegria,
perché mangiare è un piacere. Se cucinare deve diventare una discussione, lasciate perdere, fatevi un toast e l'abbiamo chiusa lì. Però mi piace molto questa idea di collaborazione e soprattutto questa idea di allegria, perché fa stare indubbiamente bene. Cosa c'è come dolce tradizionale in Lunigiana nel periodo pasquale? Allora, nel periodo pasquale, che poi vale un po' anche per le feste, la Lunigiana essendo, come dico sempre, una terra meravigliosa, ma dalle tradizioni povere, si cucina tantissimo, si prepara tantissimo un dolce che assomiglia a un bucellato quasi, e viene cotto nei testi. In sintesi è una ciambella molto semplice, e la tradizione la vuole anche bagnata col vino, quindi si taglia a fette e solitamente si inzuppa in un buon vino, però a differenza dei cantucci che vanno con il vin santo, in questo caso il vino deve essere rosso, rigorosamente rosso. E questo si chiama canestrello. E poi abbiamo a Pontremoli le Amor, quelle non mancano mai, insomma, sono veramente una chicca eccezionale, ricetta segreta, e quelle oramai si mangiano tutti i giorni dell'anno, ma soprattutto sotto il periodo delle feste come per l'appunto la Pasqua. Sono molto gettonate, molto golose, e a fine pasto completano proprio il tutto con grande soddisfazione. Senti, da Pasqua a Pasquetta mi viene in mente una cosa, visto che peraltro ne ha parlato persino con la Meloni ieri alla Casa Bianca il presidente Trump. Loro hanno il problema del rincaro delle uova. Io invece ti voglio stuzzicare, frittata di pasta. Sì. Parlando sempre di tradizioni, Nino, dici? Sì, diciamo così, sì. Allora, in Lunigiana non c'è la tradizione della frittata di pasta, ma solo della frittata, eventualmente con l'aggiunta della salsiccia, che ha sempre il suo perché. Direi. Si prepara questa frittata con la salsiccia oppure con il salame sbriciolato, e la si mangia proprio come colazione, oppure la si mette in mezzo al pane quando si va a fare il classico picnic. Purtroppo il meteo non ce lo concede, perché pure qua piove, fa freddo, insomma non è proprio il meteo perfetto per un picnic, però sicuramente a casa è un piatto che si cucina e si prepara ancora in aggiunta alla torta derby, anche quello un piatto della tradizione. Poi essendo fatto con le verdure, va benissimo anche per chi decide di non mangiare carne, come appunto per il venerdì santo. Senti, mi porto ancora un po' più avanti e così abbiamo praticamente coperto questo lungo ponte. 25 di aprile generalmente è il giorno in cui si fa la grigliata, per chi ha la possibilità di farla fuori. Cosa possiamo mettere sulla griglia, con che condimento? Allora, sulla griglia si sceglie sempre, per la maggior parte delle volte, la carne di maiale, quindi le costine, la salsiccia, anche qualche buona bistecca. Come condimento io sono sempre per la semplicità. Intanto la carne di maiale di per sé è già saporita, quindi con un filo d'olio penso che sia il top. Ci si abbina poi sempre un buon rosso, oppure un bianco strutturato, invecchiato, e penso che il 25 aprile, con una bella grigliata di carne, magari anche con un bel pane in abbinamento, pane possibilmente fatto in casa, anche lì possa essere festeggiata proprio in allegria e nel pieno della convivialità. Senti, e invece un bel posto, bei posti per questo periodo? Sono in Lunigiana, Nino, quindi insomma, mi sembra sempre per la mia terra, dove non manca il verde, dove ci sono dei boschi meravigliosi, ci sono dei borghi antichi da visitare,
E poi per chi ama il mare, io adoro le Cinque Terre, per restare sempre qua in zona. Ci sono tantissimi agriturismi ora come ora che si sono trasformati in luoghi proprio di relax, oasi di pace, proprio per accogliere chi magari per lungo tempo vive in città e ha bisogno, almeno in occasione dei ponti come questo, di stare all'aria aperta. E anche in questo caso propongono sempre dei piatti semplici o i piatti comunque della tradizione del territorio. Anche quello sta diventando una buona parte del turismo, insomma, anno per anno quello che si chiama enoturismo è in forte crescita. Decisamente. E questo anche dopo un Vinitaly che, diciamoci la verità, è stato un Vinitaly anche un pochettino contrastato tra dazi, nuovi limiti inerenti alla guida, eccetera, eccetera, eccetera. Il vino negli ultimi tempi sta attraversando, almeno questa è la mia impressione, non so se tu ti ci ritrovi, sta attraversando un periodo contorto, diciamo così. Confermo, Antonino, io sono stata al Vinitaly e si parlava principalmente dei dazi, quindi avevano molta paura sul fatto che ovviamente l'export potesse avere delle ripercussioni molto forti. Ho sentito parlare tanto di vini dealcolati. Sì. Anche questa è una delle ultime tendenze. Probabilmente nei prossimi anni si ritaglierà una nicchia importante, quindi il vino proprio con zero alcol o con pochissimo alcol. E sai, anche oggi come oggi andare al ristorante, il costo della bottiglia va a influire sullo scontrino finale, e al di là di quello ci sono i problemi legati appunto alla guida, che spaventano più del costo, no? Più del fatto di pagare un po' di più, ma principalmente preoccupa tantissimo il controllo al volante, cosa giustissima e sacrosanta, ci mancherebbe, ma questa cosa condiziona tanto chi entra in un locale, in una trattoria e assieme al menù ordina anche il vino. Certo. Senti, per concludere, stasera è venerdì santo, che mangiamo di pesce? Allora, a casa mia questa sera niente pesce, ma restiamo sulla tradizione. In questo caso ci agganciamo alla tradizione ligure, perché siamo proprio a un passo, e si mangerà la torta pasqualina, quindi quella con verdure, ricotta e uova. Allora, che dire di più? La trovate su degustaviaggi.it oppure, se volete, in libreria con l'estate della pioggia. Armando, editore, grazie per essere stata con noi, buona Pasqua a tutti voi, insomma, cara Maddalena, e ci ritroviamo presto. Grazie ancora. Buona Pasqua, grazie a tutti. Ciao Antonino, ciao a tutti. Allora, noi adesso ringraziamo la nostra Maddalena Baldini per questi chiarimenti abbastanza stuzzicanti. Io vi dico la verità, mi sta venendo fame. Non so voi, ma a me sì. E nel frattempo è arrivata una fotografia, Sveva, te la giro sulla zappa della radio, delle lasagne fatte dalla nostra Federica. Mi dispiace per Lorenzo, che ha deciso di sfangarsela prima, ma non sa che cosa si è perso. Eccole qua, olè. Tra poco ve le mostreremo, anche perché noi ci fermiamo qualche minuto con i Jefferson Airplanes, Somebody to Love del 66, e poi abbiamo qui Parlamento con la senatrice Erika Stefani, per cui Sveva, io direi che le lasagne le mostriamo dopo e possiamo andare in pausa e poi qui Parlamento, ok? Sì, certo. A tra poco. Benissimo, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Oh, grazie cara Sveva, alle 19 minuti e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Sveva, come sempre, è stata brava, capace e competente. So io che ormai, siccome che sono ciecato, e allora quel poco di italiane in Algeri che io mi sono, per citare l'immenso Carmelo Bene, mi fa far sì che per la mia vanità io mi tolga gli occhiali. Togliendomi gli occhiali io non posso vedere questo, che è il copione della trasmissione. Copione, peraltro, che il sottoscritto stesso, essendone non solo conduttore, ma anche autore, ha preparato. Quindi in teoria io dovrei essere preparato su quello che ho in mano qua sul tavolo. Invece, siccome sono rimbambito e non ci vedo più, ho chiamato un'altra canzone, Jefferson Airplanes, che non c'entrava assolutamente niente. Vedete la vecchiaia che giochi che fa. Questo era ovviamente Claudio Baglioni con 2NX del 1975, ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Le signore non si fanno aspettare, per cui bisogna chiedere loro scusa. Io voglio dare il mio bentornata, bentrovata e mi cospargo il capo di cenere alla senatrice Erika Stefani. Buonasera. Buonasera, no, ma figuratevi, siamo qua, siamo a disposizione sempre. Vabbè, ma un po' di galanteria ancora, la cortesia non è passata di moda, che diamine. No.
Senta, intanto bentornata, che era da un po' che non ci sentivamo, ma volevo dirle questo: che cos'è questa istruttoria antitrust avvocati? Cosa sta succedendo? Perché lei è anche un'avvocatessa, appunto. Sì, ecco, vi ringrazio intanto di porre questo tema, perché ci sono tanti argomenti che magari sono facili da gestire a mezzo slogan sui social, ma poi quando si approfondiscono e si conoscono si capisce come alcune situazioni rischiano di essere anche pericolose. Allora, l'antitrust, che è l'autorità che vuole garantire la concorrenza, cosa fa nel suo ordinamento? Ha la possibilità di aprire degli istruttori e applicare anche aprire proprio dei procedimenti nei confronti di coloro che in un certo senso non rispettano il libero mercato. Allora, questa specie di luna del libero mercato, allora tutti convinti che il libero mercato possa salvare tutto. Il libero mercato è per certi versi dove ognuno applica i prezzi che vuole, fa la gara, chi ha il prezzo più basso, chi è più aggressivo, chi più è concorrenziale vince. Invece, a mio avviso, ci sono delle situazioni, dei contesti che invece hanno bisogno di essere diciamo attenzionati. Ma io qua invito e vi ringrazio perché mi lasciate anche l'opportunità di fare capire a chi ci ascolta che non sempre la gara al ribasso sempre ti produce il risultato migliore. Facciamo un esempio banale, non sto parlando degli avvocati, facciamo un esempio banale. Io sono figlia di venditori, abbiamo un negozio di alimentari. Sì. Quindi ho un po' del mondo dell'alimentare. Ecco, se io comincio a fare una guerra sui prezzi, sulla brioche, sulla Wurzel, sulla salsiccia, e io voglio arrivare a un certo punto a vendere a un centesimo, no? La brioche a un centesimo, no? Devo a un certo punto ridurre i miei costi e quindi cercherò ovviamente di andare a fare un po' di economie sul prodotto, su quello che ci metto dentro, e quello che compra magari dice: ah, che bello, io compro a un centesimo, ma non sa che cosa sta mangiando. Cosa sta facendo adesso ANAC? ANAC, seguendo il suo principio, impugna una scelta che è stata fatta dal Consiglio Nazionale Forense. Il Consiglio Nazionale Forense è una rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, è quella che parla insomma con il governo. Tanto per dirlo in soldoni, è che se mi ascoltano gli avvocati, quelli di CNF, magari mi diranno: ma che cosa stai dicendo, Erika? No. E all'interno noi abbiamo un codice deontologico. Il codice deontologico è una regola etica che invita e obbliga gli avvocati a comportarsi in una certa maniera fra avvocati e nei confronti del cliente. Fra le varie norme deontologiche vi sono delle norme che riguardano i compensi, cioè gli onorari che chiede un avvocato. Nel frattempo è stata approvata una legge, io ero relatrice di quella legge, per quello ce l'ho anche molto a cuore. È nata una legge che dice che il compenso del professionista deve essere equo. Quando è che deve essere equo? Cioè quando è previsto l'equo compenso, e si ritiene che un compenso sia equo quando è proporzionato all'attività che tu fai, e deve rispettare quelli che sono dei parametri che sono previsti all'interno degli ordini. E quando è che si applica questo sistema? È previsto in questa legge nei confronti degli avvocati, dei liberi professionisti, gli ingegneri, i commercialisti che lavorano con le pubbliche amministrazioni, che lavorano con le grandissime società che hanno più di 50 dipendenti o che hanno almeno 10 milioni di ricavi. Perché è nata questa norma? Perché l'Europa ha voluto che venissero abolite le tariffe. Abolendo le tariffe, cos'è accaduto? Che il libero professionista, pur di trovare il lavoro, per lavorare con la pubblica amministrazione, per lavorare con la banca, per lavorare con l'assicurazione, faceva il decreto ingiuntivo a 10 euro, cioè proprio stracciando, voglio dire, pensando magari di lavorare sui grandi numeri.
Questa è la legge dell'equo compenso. Che cosa ha detto il Consiglio Nazionale Forense nel codice deontologico? Dice: cari avvocati, per coloro che si applica il codice e la legge sull'equo compenso, dovete rispettare l'equo compenso. Cosa dice Anna? Che dice: ma attenti, perché con questa norma voi in realtà volete dire agli avvocati di non lavorare sotto prezzo. E invece il libero mercato dice: potete lavorare sotto prezzo. Ecco, io vorrei che invece fosse fatta una riflessione, è quello che voglio dire anche, e voglio cercare di fare capire anche a chi ci ascolta, che se si comincia a fare una gara a chi fa meno, no, come prezzo, come onorario, per farti la separazione, per farti il divorzio, per farti una difesa per una guida in stato di ebbrezza, per difenderti o se no per qualcosa, magari voglio dire che i rapporti, i tuoi bambini, l'affidamento dei tuoi bambini. Allora, se io vado a fare una gara a ribasso a chi mi fa meno, siamo sicuri che quello che ti fa meno è un bravo avvocato o sta svendendo la sua professione pur di avere un minimo di reddito? E chi svende la propria professione, come lo fa? Rinunciando a cosa? Perché se tu lavori sotto prezzo, allora non hai lo studio? Lavori in casa, in cantina, giù in garage, in taverna che ti metti l'ufficetto, acquisti le banche dati per avere le sentenze aggiornate con l'aggiornamento della giurisprudenza, fai la formazione per essere in linea al passo con i tempi. Ecco, allora io dico, stiamo attenti a demonizzare gli avvocati, i liberi professionisti. Stiamo attenti a non pensare che proprio la gara ripeto, al ribasso a tutti i costi sia una garanzia per il consumatore, perché questo non lo è. Io invito sempre tutti coloro che si rivolgono ad avvocati, a professionisti, che si rivolgono e che vanno a comprare qualsiasi cosa, proprio il prezzo che sembra completamente fuori mercato, stracciato, c'è sempre un punto di domanda. E io sono convinta invece che il Consiglio Nazionale Forense, invitando gli avvocati a rispettare la legge e a rispettare la deontologia, che significa anche la preparazione e di essere adeguati a quello che ti chiede anche il cliente, io penso che sia una delle maggiori tutele proprio nei confronti del cliente / consumatore. Non so se sono riuscita a spiegarmi, perché la questione è abbastanza articolata. Ma guardi, lei mi tocca nella carne viva, solo perché non è qua, se no verrei ad abbracciarla, ma il punto è che è lo stesso discorso che possiamo fare per i giornalisti. Esiste gente che tanto non ha il problema di dover pagare la bolletta alla fine del mese, che accetta 50 centesimi a riga per scrivere un pezzo di 1800 battute, ed è la stessa cosa di chi svende il titolo di avvocato dicendo: ti faccio il decreto ingiuntivo a 10 euro. Cioè questa roba qua, e questo è quello che correrete come rischio voi avvocati, perché noi lo stiamo già sperimentando, e questa roba qua è quello che porta al, come possiamo dire, alla mancanza di rispetto per la categoria, perché già in Italia c'è disprezzo per le professioni intellettuali. Non si sa perché, ma siccome uno fa una professione intellettuale e sta seduto dietro la scrivania, allora non fatica o non allora fatica non come... lavora, quindi sembra che non stia lavorando. Esatto, non fatica come faticano gli altri, cosa che, se permettete, quando si fatica col cervello è fatica pure quella. Ma detto ciò, il problema è che oggi come oggi la professione giornalistica purtroppo è stata svalutata da soggetti come questi, che hanno accettato compensi da fame o che si sono messi sui blog dicendo di fare i giornalisti. Ecco, attenzione, perché il rischio nell'avvocatura è proprio questo: questi avvocati da hard discount che sta già succedendo. Cioè, come l'avvocato Nick Riviera dei Simpson, state molto attenti, perché Nick Riviera si paga poco, però poi vi svegliate senza un rene. Questo è il problema. Affidatevi a un avvocato che si paga il giusto, che magari è un professionista serio. È proprio così, guardi, è proprio un'assoluta mancanza di rispetto
per la professione. E secondo Comunque me sul mondo del il primo a giornalismo, dover dire infatti, questa qualcosa questione era dovrebbe stata essere sollevata anche a tutti negli livello avvocati. parlamentare, c'era stato segnalato il problema del giornalista, non solo sottopagato, ma veramente di un mondo dove adesso noi siamo, magari si pensano le grandi firme, si pensa che appena uno fa il giornalista diventa l'Oriana Fallaci, non è No. così. Non è così e diventa un'attività svilita, ma non è solo in sé la dignità del singolo lavoratore, ma nei confronti del lettore. Cioè il lettore, che c'è un giornalista a 4 euro, voglio dire, ad articolo, cioè che tipo di A informazione mi sta me, in un dando? momento difficile della mia categoria, della mia carriera, proposero un contratto che mi pagavano €1 a post su un giornale online per 30 post, per 44 post al mese. Non gli ho nemmeno risposto. Però purtroppo c'è quello che per la velleità di far vedere che c'è il suo nome sul giornale lo accetta. È una questione di decenza, e qua è la stessa cosa. E però il lavoro, no, c'è il lavoro e il lavoro, caro avvocato, non c'è il ricorso a 10 euro, perché quello non è il lavoro, quello è regalare e svilire appunto anche la qualità di te stesso, perché vuol dire che il tuo prodotto non vale niente se me lo vendi a 10 euro. Certo. Dove ti sei Abbiamo laureata? sempre All'Università della difeso la retribuzione nei contratti di lavoro subordinato. Occorre una dignità della retribuzione, non cose, cioè anch'io sono contro a chi fa, voglio dire, svena il cliente per fare, voglio dire, mettendolo. No, ecco, ci deve essere un compenso equo, e quando è equo si intende ovviamente che non debba essere fuori da ogni genere di parametro, né in alto né in basso, però. Esatto, questa è la cosa più saggia, perché poi appunto l'altro adagio è che causa che pende è causa che rende, ma non è questo il lavoro dell'avvocato. No. Ecco. Senta, io la voglio ringraziare, posso permettermi, buona Pasqua. Ecco, ringrazio veramente voi tutti anche questa occasione anche di avere un confronto, insomma, avere la possibilità anche di manifestare anche dei pensieri al di là di quello che sono della ristrettezza della comunicazione social. Io chiedo veramente a tutti coloro che seguono, che cercano anche di informarsi, non fermatevi allo slogan social, né per i politici né per le aziende, approfondite i temi, perché approfondendo si arricchisce anche se stessi, ma si arricchisce anche proprio la propria vita e si rischia anche di non incorrere in errori. Esattamente. Grazie ancora e tanti auguri. Grazie e auguri e buona Pasqua a tutti. Grazie. Di nuovo, sigla. Qui Parlamento. Benissimo, io voglio ringraziare la senatrice Erika Stefani, che come vedete ci mette sempre l'anima nelle cose che fa e che dice. Sì, è proprio così, bisogna avere rispetto del proprio lavoro, della dignità del proprio lavoro. Chi svende perché così fa più cose, no, non funziona così, perché non vuol dire andiamo da lui che costa meno, ma vuol dire molto semplicemente non vale niente, e così non va bene, così non vai da nessuna parte. Scusate, ma è lo stesso discorso di quelli che vanno a farsi fare l'impianto dentistico in determinati paesi, poi tornano e si alzano un bel mattino e mentre si lavano i denti sputano rondelle, viti dentro il lavandino, e poi devono andare dal dentista italiano che vuole determinati soldi. Perché? Perché questo è il motivo. Sveva, nel frattempo entriamo in contatto con il nostro Ale Musella, che così chiudiamo in gloria questa puntata, che stasera mi pare che abbiamo fatto pure una bella puntata, se mi posso permettere. Voglio salutare gli amici che mi scrivono su Facebook. Ecco qua, Alessandra Fiorentini, un abbraccio grande. Indimenticabile la ricetta di zia Santina, il tonno con le cipolle. Ebbene sì, questa è la mitica ricetta che abbiamo dato un paio di volte qui in trasmissione, che faceva mia zia Santina. Poi Paolo Collenghi, ciao Paolo. Basane, Pecorino e Santolcese, anche se non sono genovese. Ah, ma ci dai dentro pure tu, vedo.
Claudio Madei, buona serata Antonino, buona serata a te amico mio, molto bene, ben trovati. Leggo una zappa che mi lascia un po' perplesso. Complimenti, avete affossato l'unico settore che tirava bravi. Ora, non ho capito a che cosa tu ti stia riferendo, amica, amico che mi stai scrivendo, anche perché noi non abbiamo il potere di affossare dei settori. Cioè, se io avessi questo potere, ragazzi, io mi farei il bagno nei soldi ogni mattina come Paperone. Ma adesso l'immenso Ale Musella dalla sua bellissima galleria d'arte a Forte dei Marmi. Ciao Ale. Ciao. Come stai? Benissimo. Senti, stasera di che cosa parliamo di bello? Te l'ho detto, dell'arte di ABC. Esatto. E allora prego. E allora prego. Allora, io lo so che con questa trasmissione qua mi mimicherò un sacco di persone, però amen. Allora, all'inizio tu lo sai che mi conosci da tanto tempo, per cui sai bene che per me l'arte è di tutti, ok? Certo. Sono molto popular sotto questo punto di vista, corretto? Sì. Per cui ognuno può fare arte. Poi quando si entra nel sistema arte è un discorso un pochino diverso. Pronto? Appunto. Sì, ti sto ascoltando. Dimmi. È un pochino diverso perché comunque sia, quando uno dice c'è l'arte di serie A, di B o C, ma neanche C, A e B. Allora, c'è una valanga di persone che fanno gli artisti, e questo l'abbiamo toccato anche nell'altra puntata, sì, che non ha neanche la partita IVA, il che significa che fai l'artista vendendo agli amici tuoi e non c'entra niente con il mondo arte. Molti di questi personaggi qua mi chiedono: mi trovi il collezionista che compra... Che compra la mia opera? La mia risposta è: perdonami, ti trovo la persona alla quale piace la tua opera, che è diverso. Sì, anche perché mi trovi quello che mi compra l'opera, non sto trattando con un gallerista, sto trattando col sensale, ma col sensale si vendono le vacche, non le opere d'arte, perdonami. E soprattutto, se a uno piace la tua opera, va bene. Spesso e volentieri queste persone vendono con un prezzo che è quello legato a loro, e quando tu gli dici: scusami, tu fino adesso hai venduto a quanto? Che ne so, 1 metro per 1 metro, dopo parliamo del coefficiente, che cosa vuol dire, però allora, sì. Il coefficiente nell'arte vuol dire 1 metro per 1 metro, vuol dire se io ho un coefficiente 1 fai 1 più 1 per 1, per cui se hai 1 metro per 1 metro di quadro vale 1.000 euro. Ok? Ecco. 1.000 euro significa che se tu vuoi entrare in galleria, tu ne prendi 500 e la galleria ne prende 1.000, scusa, 1.000, ne prende altri 500. Beh, certo. Invece queste persone dicono: no, io voglio 1.000 euro io. Ragazzi miei, vuol dire che se tu hai venduto a 500 o a 1.000 euro, in automatico, quando entri in galleria, si raddoppia il prezzo. Non funziona così. Appunto, no, ma poi voglio dire, lo vendo a 1.000 e a te non devo dare niente, manco la bolletta della corrente ci paghi tu allora. No, ma il concetto è che non riescono a comprendere. Io spesso volentieri agli artisti dico: ragazzi miei, quando dovete vendere, quando parlate con me, dite che in galleria costerebbe 2.000, poi voi lo vendete a 1.500 perché non c'è di mezzo la galleria, ma se tu lo vendi al prezzo che tu vuoi, sì. Quando poi entri in galleria, in automatico viene raddoppiato e non sei più credibile. E anche la galleria, perché poi molti artisti, quelli che io definisco di serie B, sono quelli che poi, se arriva qualcuno che gli dice: me lo vendi, io te lo vendo a 1.000, e allora tu mi devi spiegare perché la galleria dovrebbe vendere a 2.000 euro il tuo pezzo, sentirsi presa per il culo, perché tanto poi tu te lo vendi da solo. Appunto, non capisco veramente il senso. Ma poi voglio dire, se ti stai andando ad affidare, è lo stesso discorso che facevamo prima con la Stefani, tu ti vai ad affidare a un professionista, è ovvio che quello vuole essere pagato per i servigi che ti rende, è molto semplice, se no fai da solo.
Ma allora, Antonino, il discorso della galleria, come quella che gestisco io adesso, noi abbiamo dei collezionisti, abbiamo un parterre di affezionati, per cui sappiamo a chi proporre l'opera, il che significa che questo l'hai fatto spendendo soldi in pubblicità, in comunicazione, in pubbliche relazioni, altrimenti un artista prende, va sui social e, come ti ho detto, ce ne sono alcuni che vendono benissimo. Il problema è che poi non riescono a capire che cosa voglia dire vendere in galleria, anche perché la maggior parte di quelli che vendono via social vendono direttamente alla persona, eludendo il fisco, senza fare partita IVA, senza pagare l'IVA, senza niente. Allora, se vogliamo entrare nel mondo dell'arte dobbiamo essere dei professionisti, altrimenti vendete a tua nonna, a tua zia e tua sorella. Esatto. E questa è l'arte di serie B. Esatto. E poi c'è l'arte di serie C. L'arte di serie C allora, che non è denigratorio, l'arte di serie C è di quello che mi sento bene a disegnare, mi rilasso. Spesso e volentieri queste persone non hanno neanche velleità di vendita, capisci? Però trovano sempre lo stronzo di turno, passami il termine, che ti faccio partecipare a una collettiva e vi chiede dei soldi. Ok? Per cui questo dice, io stavo bene con me stesso, però se faccio una collettiva, magari sono anche più carino, 100, 200, 300 euro. E questo è un parterre che dà da mangiare a una valanga di imbecilli che non sanno niente di arte e che affittano le pareti. Questa è l'arte di serie C. Ecco, tanto per gradire. E immagino che i casi non ti siano mancati. Allora, Antonino, io ti ripeto, sono partito come architetto in Arabia Saudita 30 anni fa. Oggi ho postato una fotografia dove ero con uno dei più grandi critici e curatori d'arte italiani e insieme a Serafini. Post di una fotografia del 2015, per cui 10 anni fa. Okay? Io sono contestualizzato in quello che faccio. Quando dialogo con persone che si sono inventate un anno fa di fare i galleristi e si permettono anche di parlare male o di fare fenomeni, perdonami Antonino, cosa gli devo dire? Niente. Piuttosto io chiuderei la galleria anziché avere a che fare con gente così. Ma Antonino, il problema è che il 70% dei pseudo artisti che c'è in giro è pronto a pagare 100, 200, perché tanto a 100-200 euro non è che diventi povero, non diventi nessuno. E poi, come ti ho sempre detto, il gallerista, se prende il 50% di quello che tu esponi, è perché è convinto di venderlo. Io qua in galleria, come ti ho detto, non chiedo una lira a chi espone, perché guadagno il 50% quando vendo. Esatto. Se io ti chiedo 300 euro per esporre un quadro e poi non vendo un cazzo, a me che me ne frega, ho guadagnato 300 euro. E questo è il plus dell'80% dei galleristi che c'è oggi. Però se la gente non lo capisce, cosa ti devo dire? Certo, mi pare chiaro. Mi pare molto chiaro. Senti Ale, che cos'hai di bello in galleria per ora? Allora, ciao Teresa. No, a parte gli scherzi, ho la direttrice del negozio a fianco che è qua, per cui mi ha fatto la battuta, ho fatto la battuta anch'io. Dico, adesso stiamo per portare in galleria diverse opere giapponesi. E la prossima volta parleremo del Giappone, perché come ti avevo detto, il Giappone ha un rapporto con l'arte molto particolare, perché loro sono ancora legati al discorso di Hiroshima e Nagasaki, per cui sono ancora in lutto per quello che è successo durante la seconda guerra mondiale. Per cui gli artisti che riesco a portare qui sono astrattisti, ovviamente, che attenzione, li porto qua grazie al rapporto che abbiamo con Yukiko Nakajima, che è un artista, che è una gallerista di Osaka e di Tokyo. Ma loro stessi, gli artisti, che è un paradosso,
non hanno neanche l'idea di che cosa voglia dire vendere fuori dal Giappone. Oddio. Il mercato in Giappone è proprio legato ancora al concetto di tu sai che loro sono ancora legati agli spiriti dei boschi. Sì, sì. La loro arte primaria è proprio legata alla loro cultura, va benissimo. Quando tu gli dici mi piace un tuo quadro e lo porto in Europa, il loro concetto è perché piace in Europa? Perché lo vogliono? Per cui veramente c'è una credine incredibile tra il mondo dell'arte europeo e internazionale e il Giappone. Il Giappone vive a modo suo. Per cui a me fa piacere portare invece delle opere giapponesi qua, proprio perché almeno inizio a spiegare in Italia come funziona il Giappone. E poi con molta fatica, perché tra 6 mesi andrò a Osaka, perché me l'hanno chiesto, e dove farò non dei corsi, ma spiegherò che cosa vuol dire entrare nel mercato internazionale, però ti assicuro che si fa una fatica della Madonna. Immagino. Senti, e questa Pasqua un'opera che aiuti ad affrontare la Pasqua o a parlare della Pasqua? Allora, la colomba pasquale è fatta da Picasso. Picasso aveva la capacità di riuscire a disegnare senza staccare la matita dal foglio. Ha fatto diverse colombe, ok? E le colombe pasquali di Picasso sono il miglior augurio per tutti quanti, perché voi non dovete mai staccare la penna da chi siete. Sì. Bellissima questa cosa. Il bello è che lui l'aveva fatta per proporla al Partito Comunista Sovietico come simbolo della pace e gli venne bocciata. Incredibile. Dissero che sembrava un'opera capitalista. Come si fa a dire di no a uno come Picasso? Guarda, non entriamo, io lo so che Radio Libertà è la radio di una fazione politica, non mi fa entrare in questa roba qua perché altrimenti veramente poi vengo stirato in macchina. Va bene, lasciamo stare. Allora... però ti sto dando ragione. Ah, bene, la cosa mi commuove. Ale, senti, noi allora chiudiamo qua e buona Pasqua, ci ritroviamo venerdì prossimo. No, venerdì prossimo è il 25 aprile. Tra 15 giorni ci ritroviamo, ok? Ah, ok, va bene, dai, un abbraccione, Anto. Grazie a te, tanti auguri, grazie. Ciao. Ciao. Adesso sì, pausa e i Jefferson Airplanes con Somebody to Love e poi torniamo, a tra poco.
A te la linea. Grazie cara Sveva, le 19:33 minuti e 18 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato i Jefferson Airplanes del 1966, Somebody to Love, le 19:33 e 32 secondi. Questo è sempre Zoom, puntata numero 982. Antonino Danna al microfono con voi. 0294 scusate un attimo, momento, è venerdì sera anche per me. 0292947222. Se volete telefonare, il telefono è aperto. Abbiamo ancora una decina di minuti che possiamo impiegare per raccontarci un pochettino queste cose. Se volete, insomma, raccontateci anche che cosa farete per questa Pasqua, come la passerete, che cosa vi va di fare, cosa mangerete, insomma, tutte queste cose che ci interessano, anche perché, dai, è periodo di feste, è periodo di viaggi, è periodo di stare un po' fuori, di riposarsi, quindi ci piace pensare che questa puntata arrivi stasera più leggera, più tranquilla, se volete, rispetto all'ordinaria programmazione. Anche questo è, se vi piace essere in mezzo ai fatti, appunto, che è lo scopo di questa trasmissione. Diamo un'occhiata nel mentre alle agenzie e in particolare andiamo a vedere, appunto, vediamo un po' se si carica. Eccola qua, l'ADN Kronos. Trump dice: Ucraina, Trump, voglio un accordo veloce, la Russia non ci prende in giro. Il presidente americano: se le parti rendono il negoziato difficile, sono sciocche e lasceremo perdere. Colpo di scena durante la conferenza stampa, una ragazza sviene. Ancora Ilaria Sula, la madre di Samson IPM, sembrava un demonio, ho avuto paura, così la madre del 23enne, reo confesso dell'omicidio della ragazza. La donna è indagata per concorso di occultamento di cadavere. Ancora, crollo della funivia del Faito, sequestrato l'impianto in un video gli ultimi istanti prima della caduta della cabina. Nella tragedia hanno perso la vita 4 persone. In condizioni critiche un turista israeliano ferito nell'incidente. Un abbraccio a tutti, alle vittime, ai sopravvissuti e alle loro famiglie. Vance a Roma, dialogo con Meloni su Dazia Ucraina, poi la messa del venerdì santo. Veramente non c'è la messa il venerdì santo, è un'azione liturgica, ma non è una messa che io ricordi. Quindi non credo che ci sia la messa il venerdì santo. Non vorrei sbagliarmi, ma ahimè. Vabbè, andiamo avanti. Tornando a noi. Il trauma e la guerra, Israele davanti al bivio tra Hamas e gli ostaggi, maltempo nel Vicentino, morti padre e figlio trascinati alla piena del torrente Agno, attacco USA in Yemen contro porto petrolifero, gli Houthi almeno 74 morti, gli USA nuove tasse sulle navi cinesi, stop di Pechino al gas naturale liquefatto americano, continua la guerra commerciale tra le due superpotenze. Il Financial Times: da 10 settimane niente importazioni di GNL dagli Stati Uniti. Donald Trump a settembre nel Regno Unito, l'invito di Re Carlo è un grande onore. Qualcuno che vivrà una Pasqua un po' amara, Fabio Fazio, multa da 100.000 euro alla sua fabbrica di cioccolata, Codacons risarcire i consumatori. E poi Italia USA, sondaggio esclusivo dell'ANSA dell'ADN Kronos. Scusate, mi scuso coi colleghi dell'ADN Kronos. Appunto esclusivo, Italia-USA sui social, il 54% degli italiani promuove la Meloni da Trump. E poi vorrei assegnare il premio, mi scuso per l'espressione, coglione del giorno, che daremo a questo signore, del quale purtroppo non conosciamo il nome, se no lo renderemmo pubblico a tutta l'Italia, perché tutta l'Italia deve sapere che esiste gente così. Sentite qua, sempre dall'ADN Kronos,
questo galantuomo, aggressione sciocca ad arbitra in Umbria, devi fare la fine di Ilaria Sula, cioè essere scannata nella violenza più totale e fatta a pezzi, chiusa in una valigia e buttata in un dirupo. Rendetevi conto la bocca di certa gente quando si apre cosa produce. Durante San Gemini Sport Interni, un dirigente ha rivolto insulti sessisti e minacce a una giovane di 17 anni. Ti senti uomo che te la prendi con una ragazzina di 17 anni, cornotazzo. Andiamo avanti, vi leggo la notizia. Un'altra aggressione, stavolta verbale ai danni di un'arbitra. È successo in Umbria durante San Gemini Sport Interni, partita valida per il campionato allievi Under 17. Una giovane direttrice di gara di appena 17 anni è stata violentemente insultata da un dirigente della squadra ospite che le ha rivolto frasi scioccanti come eri da ammazzare da piccola, dovresti fare la fine di Ilaria, in riferimento a Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni vittima di femminicidio nelle scorse settimane, originaria proprio di Terni. A rivelare l'episodio è stato il giudice sportivo che ha squalificato fino al 31 dicembre del 28 questo signore e sanzionato con una multa di 500 euro il club umbro. Tra il primo e il secondo tempo entrava nello spogliatoio dell'arbitro, contestando la sua condotta a voce alta e registrando il colloquio col telefono, si legge nel referto. Interrotta la registrazione della conversazione, il tizio diceva all'arbitro: eri da ammazzare da piccola, dovresti fare la fine di Ilaria. A sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello. A quel punto l'arbitra ha provveduto a espellere il dirigente, protagonista anche di gravissimi insulti di stampo sessista e varie minacce, una sanzione però non rispettata dal tale. Durante il secondo tempo è rientrata all'interno dell'impianto, ha continuato il giudice sportivo, ma il custode presente provvedeva prontamente a farlo uscire di nuovo. Una volta all'esterno ha ripreso a insultare l'arbitro, rivolgendo frasi derisorie e simulando l'abbaiare di un cane. Infine incitava i genitori, affermando che l'arbitro era stato esagerato nel comminare 2 espulsioni alla sua squadra nel finale. Questo signore si chiama Ernesto Galli, lo riferisce sempre l'ADN Cronos. Il signor Ernesto Galli dovrebbe vergognarsi per lo schifo che ha fatto pubblicamente. Tutto qua. Non si può dire a una ragazza di 17 anni: tu puoi essere alterato quello che vuoi, non hai il diritto di dirle devi finire come Ilaria Sula e fare tutto quello che hai fatto. Vergognati. Vergognati. Va bene, questa era la notizia dell'ADN Cronos. Passiamo a cose un po' più amene perché è venerdì santo. Vediamo un po' che cosa c'è di interessante. No, voglio una cosa allegra perché francamente dopo aver letto questa cosa qua, l'ANSA dice addirittura che questo galantuomo avrebbe detto all'arbitra eri da ammazzare da piccola. Vi rendete conto che razza di gente c'è in giro? Veramente complimenti. Complimenti vivissimi, complimenti vivissimi. Io mi andrei a seppellire sotto 1 metro di terra o comunque non andrei più in giro per almeno 20 anni, però ognuno fa quello che vuole. Va bene, insomma, non va bene, va malissimo una cosa del genere. Ok, allora andiamo a dare un'occhiatina sempre alle agenzie. Vediamo un po' che cosa c'è qua. No, sto cercando di trovarvi una notizia, diciamo, più allegra proprio perché mi è rimasto proprio il sapore amaro in bocca di questa cosa, quindi non voglio chiudere questo venerdì santo con questa cosa. Vediamo un po'. Ecco. Allora, a proposito di Ilaria Sula, ecco qua, sempre l'ADN Cronos, l'Università della Sapienza le dedica un nuovo spazio studio per gli studenti. Ecco, il suo nome resterà nella storia e resterà nel ricordo grazie a questo spazio dove tanti ragazzi potranno costruire il loro futuro. La decisione dell'Ateneo Romano, dove la 22enne studiava, per non dimenticare tutte le donne vittime di femminicidio, il cui futuro non potrà più essere scritto. La rettrice Polimeni, momento di riflessione in cui ritrovarsi e riconoscersi nel segno dei valori condivisi dalla nostra comunità.
A Ilaria Sula, studentessa della Sapienza, per non dimenticare tutte le donne vittime di femminicidio, il cui futuro non potrà più essere scritto. Negli spazi dell'edificio dell'ex dopolavoro, l'Università di Roma La Sapienza ha dedicato i nuovi spazi studio alla studentessa 22enne scomparsa il 25 marzo scorso e ritrovata morta il 2 aprile scorso. Uno spazio di 1500 metri quadri in cui sono state realizzate 3 sale studio per un totale di 124 postazioni e una sala conferenze da 65 posti. La presentazione si è tenuta nella giornata in cui per l'Ateneo ricorrevano i 722 anni di storia alla fondazione, 20 aprile 1303, e i 90 anni della città universitaria, 31 marzo 1935. Le celebrazioni di oggi hanno rappresentato per il nostro Ateneo un momento di riflessione in cui ritrovarsi e riconoscersi nel segno dei valori condivisi dalla nostra comunità, spiega la rettrice Antonella Polimeni. La ricorrenza di quest'anno è stata segnata dal dolore per la tragica morte di Ilaria Sula, nostra studentessa, vittima di femminicidio. Gli organi dell'Ateneo hanno approvato l'intitolazione a Ilaria di nuovi spazi studio che abbiamo inaugurato oggi al termine della mattinata alla presenza dei familiari di Ilaria, per non dimenticare quanto accaduto e tenere viva la memoria di una figlia della Sapienza. Con questo noi concludiamo questa puntata. Io voglio ringraziarvi come sempre del vostro tempo. Ci si ritrova, se volete, domani alle 9.35 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà col garage dell'Alfista, oppure martedì prossimo, martedì 22 di aprile, per la puntata numero 983 di Zoom alle ore 18.05 trattabili. Grazie per essere stati con noi. La canzone d'amore che ascoltiamo è di Suna Rocha, Primera Soledad del 2013, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Qualora noi ci si risentisse martedì prossimo, vogliate gradire i miei più sentiti e affettuosi, se posso, auguri di buona Pasqua di Resurrezione, e che sia, come dicono i nostri fratelli maggiori ebrei, un vero Pesach, passaggio dal buio alla luce, e di luce certamente abbiamo bisogno. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.